questo è il nostro infopoint, siamo qui dal 23 di settembre. Emergency è un'associazione laica, con queste storie noi desideriamo fare in modo che la posizione contro la guerra, perché pensiamo che prima di arrivare alla guerra ci sia sempre la possibilità di un dialogo, se si vuole. Per il momento, come diceva Tiziana, siamo messi un po' male nel mondo, e avere in Italia dei centri, dei poliambulatori e degli ambulatori mobili. Emergency dal 1900 con le dediche, grazie a tutti, godiamoci questo momento, grazie. Qualche anno fa sono tornato a Vachenwald. Ho rivisto i reticolati, quel che resta dei forni crematori e le baracche, dove ci raccoglievamo tremanti. Ho risentito. Sì, perché Arizzo è il paese in provincia di Nuoro dove lui è nato nell'ottobre del 1924, quindi ha 94 anni. Dopo l'armistizio lui si trovava nel fronte greco, ritorna a Roma, un giorno del 43 la caserma viene circondata di Buchenwald, che è era un campo di sterminio e di lavoro, tutte e due le cose, insomma. Comunque noi siamo arrivati a buona memoria, abbiamo fatto una pedalata con l'associazione Bici dintorni, una pedalata attraverso le pietre d'inciampo che sono in questo posto. E poi lui era un uomo allora, quando è stato arrestato, di 44 anni. E Giovanni Antonio Vacca utilizzava i proventi della sua attività di avvocato. La sua segretaria lo segnalò alla polizia, fu prelevato e morì a Buchenwald. Noi in quell'occasione, in occasione della giornata della memoria, abbiamo fatto inaugurare con questa presentazione il rapporto tra l'associazione dei sardi Antonio Gramsci ed Emergency, insomma, non un circolo di immigrati come si vorrebbe intendere, insomma, e siamo presenti nella città e anche fuori, insomma, e questa è la nostra attività, e oggi vogliamo raccontare. Si alza sempre in piedi. Sono nato in un piccolo paese della Sardegna nel 1924. Nel mio paese la radio ce l'aveva il podestà, che sarebbe il sindaco di allora, il sindaco e così via, si andava sempre avanti così. E con la propaganda che si faceva, non è che mi abbia invogliato andare a servire, non soltanto per quello che si sentiva alla radio, televisione non esisteva, però anche perché ho perso uno zio e difendere l'onore del mio zio, perché era stato non catturato, è stato nell'aereo, è stato colpito l'aereo e non è che l'hanno così facile. E allora piano piano si andò avanti con l'affare dell'aereo e dice, arrivati ai 17 anni mi voglio arruolare, tutti i giovani devono andare a difendere la nostra nazione, la nostra patria, e così ho fatto. Però io ho pagato abbastanza caro, perché dopo che mi sono arruolato, dopo pochi mesi, dopo aver conseguito come si dice, il meccanico, noi stavamo alleati con i tedeschi, quello è il problema principale, alleati con i tedeschi, dovevamo stare con i tedeschi. Però all'8 settembre, allora gli ordini che arrivavano là in Grecia, deporre subito le armi, consegnare le armi ai tedeschi. No, noi assolutamente no. Allora il nostro colonnello, che era un torinese, di Sinzani, se non sbaglio, torinese, ha riunito tutti, combattiamo, sì, abbiamo preso i tedeschi che erano lì, li abbiamo fatti prigionieri. Infatti i tedeschi con gli aerei dall'Italia non so da che parte, perché in Grecia ce n'erano pochi, e ci hanno massacrato, ci hanno lasciato morti, chi a portoghese lo era, e mi sono con un altro gruppo di soldati che eravamo lì, no? E siamo arrivati a Brindisi. Educati, orgoglio, senso del dovere, patriottismo,
di essere stati educati a dare la vita per la patria, quindi essere soldati certo, era qualificante. Ma bombe, il fatto le descrizioni anche in questo libro dei bombardamenti nelle nostre città, a Roma, a Cagliari, quando lei è arrivato ha trovato Cagliari dove passava il tram, c'erano i binari tutti in aria, non hanno fatto niente perché era appena tornato da... Certo, e poi i bombardamenti. Una città, quello che c'era, partiva dal fondo e partiva quando faceva questa striscia. Anzi, loro dai là C'erano uscivano, poi li costringevano a mettere a posto. A mettere a posto. Sì, una volta uno dice, guarda, se trovi, per quello che si stanno facendo a noi, dice, se trovi qualche tedesco ancora vive, dargli una piccolata, diceva uno. Certo. Perché se si trattavano proprio alla sera, se c'era qualcuno che barcollava quando si entrava nelle baracche, prendevano subito il numero. Prendevano il numero, il giorno dopo ai forni crematori o alla fucilazione, si ammazzava così le persone. Infatti i racconti di delazione, di spie, sono veramente avvilenti. Esci fuori! Esci fuori, Papa, esci fuori! Faceva il mio nome, esci fuori! Il soldato della stessa ha sparato che altrimenti non si può spiegare. Perché io andavo sotto con infilarmi sotto le sedie, andavo da una parte all'altra e quando sono entrati nella baracca, il baracca è grande, che c'erano i capannoni, no? Ma molte volte. Sì, in effetti questi racconti di sabotaggio, di resistenza all'interno dei campi sono del tutto nuovi rispetto a volta dei... Non ci portava più nulla della vita. La vita non ci interessava più, non ti davano da mangiare, solo frustate, lavoro e basta, e cosa vuoi? Arriva il medico delle SS, quando è toccato il mio turno, ha chiesto al soldato tedesco, dice, o di Badoglio, perché c'erano due... Badoglio era quella che ha fatto la capitolazione, Mussolini era quella che reggeva. No, dice quello. Non arriva il mio turno passa avanti, il serio passa. All'Hitler. Ha detto per salvarsi. Vedete che era un socialista. Ich bin Sozialist. Io sono un socialista, quindi non sono... E mi confidavo con lui, allora ho raccontato, guarda, è successo, Una pratica normale. Ho fatto finta, no. E lui è andato, l'ha riferito al capo direttamente della dirigenza, al capo della dirigenza di tutto. L'hanno mandato via, sì. Quel violentatore l'hanno mandato via, certo. Ma le ragazze poi chiedevano, ma chi la è? salutavano. Certo, salutava, mica c'avevano tanto spazio, un poco spazio più di questo a fare qua, poi c'era il reticolato, poi si alzava il reticolato, era alto, col filo spinato e tutto, non è che si poteva... Flusso del racconto. Io vorrei fare una domanda. Cioè, gli facevano il filo, così lì. Certo, ce ne sono due domande già per lei. Prendere una penna e di scrivere e di dare parola alla sua esperienza. Grazie. C'ha ragione. Allora, la prima domanda, con gli amici, con nessuno, chiuso, non se ne parla più. Dopo che hanno visto il libro, ma come mai non hai raccontato niente? Allora ancora mi sono nei campi di concentramento, quello che ho vissuto io non si può raccontare nel libro, non c'è niente di quello che io ho sofferto, di quello che io ho vissuto quando ho scritto questo, perché la gente sappia finalmente, dopo tanti anni di esperienza, ho voluto lasciare una testimonianza che non ci siano più guerre, che si possa dire. Quando lui è tornato, la prima preoccupazione è la stessa di quando lui aveva questo libro, è nato nel 2012, ma lui, prima del 2012, al rientro dall'Argentina, si è stabilito poi a Torino, ha raccontato della sua esperienza a due suoi nipoti. Hanno tirato fuori questo manoscritto fatto dai nipoti, lo hanno intervistato, sono tornati qui e ne è nato questo libro artigianale. Pubblicato artigianalmente. Perché l'ha pubblicato poi per iniziativa di Carlo e Giuseppe Conto. Sì, non ha un editore perché ha un amico, Ghiani, che è un suo amico che era prete operaio qui a Mirafiori, che adesso invece
è in Madagascar con una missione, e quindi i ricavati di questi libri vanno all'ANED, che non sapevano niente. Dopodiché tante volte è andato, e tuttora va nelle scuole superiori a parlare della sua esperienza. Dobbiamo rinvitarlo E non ha, il giorno della e con Einaudi però non è riuscito. Però il libro ha perché almeno la con i drammaticità di diritti questo nuovo. d'autore potrebbe avere Sì, anche sì, i diritti certo. d'autore. Per Ma il quello libro è la un necessità. diario da questa esperienza di non raccontare per paura di non essere creduto. Questa è la sindrome. E io me ne sono andato in Argentina perché avevo anche la possibilità di continuare la carriera militare. Me ne sono andato in Argentina scappato perché era ministro degli interni. Sì. No, aveva già parlato di mettere 200.000 per comprare la camera a gas. L'hanno preso così e mi hanno levato. Ho visto la gente che caricavano sui camion che erano. Troppo pieno, non No, ne ho c'era visto più di tutti posto. i colori, no. No, una cosa che è inspiegabile. E cosa quello che ho vorrebbe dire al Papa? visto. Direttamente. E l'inferno cosa è passato? Che mi manda? Che mi manda all'inferno? No, no, almeno quello. Aveva perso perché ci aveva sulla giacca qui il cordone dove combattevano loro, poi aveva perso l'arto direttamente questa qua. A me certo, quando sono andato a trovarlo mi ha fatto pena. E la neutralità di ammazzarmi, e poi è arrivato giusto che è tornato prima dall'ospedale, io l'ho potuto vederlo e l'ho perdonato, lui a me non mi ha perdonato. Quando è tornato, in che anno a Buchenwald? In che anno A è tornato a Buchenwald. Buchenwald in visita? Saranno 15 anni fa. Mi avevo invitato anche ad andare all'associazione, però non l'ho fatta perché sei troppo, a una certa età hai anche paura che il cuore 94 anni sono grande. Comunque a Buchenwald andare a caricare i morti e portare direttamente al forno crematorio era terribile. Avete la Rai Mondo, non ve ne libererete.